È una nuova procedura d'avanguardia che viene effettuata in pochi centri al mondo. La multidisciplinarietà, vale a dire l'impiego in contemporanea di esperti in più discipline, ha permesso di realizzarla a Padova per la prima volta in Veneto. L'operazione è stata eseguita da un'equipe interdisciplinare di clinici dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova in un paziente affetto da gravi conseguenze neurologiche della cirrosi epatica. Il paziente è stato sottoposto alla chiusura per via venosa della comunicazione anomala che si era aperta fra la vena renale sinistra e la vena proveniente dalla milza. Un catetere è stato introdotto per via percutanea mini-invasiva attraverso la vena femorale, spinto fino alla vena renale sinistra e introdotto nella comunicazione anomala con la vena proveniente dalla milza. Quindi è stato introdotto del materiale procoagulante che ha impedito il passaggio di sangue nella vena renale e lo ha rediretto verso il fegato per essere depurato. La manovra si è conclusa positivamente e il paziente di 70 anni ha ripreso la sua vita di prima, riacquistando buona parte delle sue funzioni mentali.